Inutile sgonnotto che il 26 aprile del 1868 avvennero nel vecchio Palazzo Martoni di Via Chironi, allora sede del comune di Nuoro, ebbero un preludio 2 giorni prima, il 24 aprile, proprio qui davanti a quella che allora era la sottoprefettura. Qui infatti un folto gruppo di donne nuresi ebbe un burrascoso incontro con il sottoprefetto Giovanni Pes di San Vittorio per tentare l'annullamento del provvedimento legislativo. Ma il sottoprefetto le liquidò con buone parole invitandole alla calma. Queste tuttavia minacciarono di ritornare con gli uomini la domenica successiva, come poi fecero in effetti. Questo che vedete alle mie spalle è il Palazzo Martoni, che poco prima di mezzogiorno della domenica del 26 aprile del 1868 venne preso d'assalto dalla folla esasperata guidata da Pascazzao al grido di "Assuconnottu, torramo assuconnottu". Sfondata la porta con la scure, la porta centrale da una certa Tonia Armena, la folla guidata da Pascazzao prese d'assalto il palazzo mettendolo a soqquadro, disarmando la Guardia Nazionale e bruciando tutti i registri con lo scopo di distruggere la documentazione relativa ai piani di lottizzazione dei terreni comuni.
questa che vedete alle mie spalle, questa qui, è la casa di Pascazzaro, la donna che mise in moto la questione, la rivoluzione sul Connotto. Da qui il 26 aprile del 1868 partì la scintilla che poi provocò la grande sommossa che assalì il palazzo comunale, detto Palazzo Martoni. Naturalmente la casa che vediamo adesso non è quella originaria, che all'incirca dovrebbe essere di questa forma qui. Questa è una foto del 1960. Nel 1898 il sindaco allora in carico, Antonio Luigi Are, decise di dare alla città una sede civica stabile, acquistando dal comune di Orgosolo il Palazzo Mereu, una signorile costruzione a 3 piani allora esistente nel corso Garibaldi, accanto a dove sorgeva la seicentesca chiesa di Santa Purissima. L'edificio era pervenuto al comune orgolese da un credito vantato nei confronti dell'impresario Gaetano Mereu, titolare di un'azienda specialistica nel taglio boschivo del legname. Il 12 luglio dello stesso anno la sottoprefettura di Nuoro, che allora dipendeva da Sassari, diede l'autorizzazione per l'adattamento dello stabile, fino ad allora adibito a civile abitazione, a sede municipale e della locale pretura. L'incarico dell'ampliamento fu affidato all'impresa Domenico Masini, che portò a termine l'opera il 12 marzo del 1899. Su progetto dell'ingegnere Pietrino Nieddu Semidei, per un importo complessivo di lire 2056,15. A partire dal 1913 il vecchio Palazzo Mereu, quindi subito dopo i moti di Suconnottu di Palazzo Martoni, il vecchio Palazzo Mereu si dimostrò tuttavia insufficiente per l'esigenza di una città in continua crescita, tanto che l'allora amministrazione comunale decise per la costruzione di una nuova sede municipale con annesso cortile interno adibito a civico mercato, che fu edificato accanto al vecchio Palazzo Mereu. Nello spazio allora reso libero dalla demolizione dei ruderi della vecchia chiesa seicentesca di Sapurissima, presenti ancora nel 1908. Con l'accorpamento di 2 edifici impropriamente, il nome Palazzo Mereu passò a tutto il complesso municipale. Col passare del tempo, tuttavia, anche la sede comunale di Corso Garibaldi si dimostrò ancora una volta inadatta per l'esigenza di nuovi spazi, soprattutto per uso uffici. Sul finire degli anni 60 si optò allora per la costruzione dell'attuale sede di comune e provincia di Piazza Italia, mettendo in vendita la vecchia sede a un istituto di credito che assurdamente e nella più totale indifferenza da parte delle istituzioni pensò di demolirla per provvedere a una nuova costruzione, per regalare una novità per Nuoro, come trionfalmente veniva annunciato sulla stampa, che aggiungeva un edificio di ben 7 piani sorgerà nell'area ricavata con la demolizione di Palazzo Mereu, e ancora un palazzo di vetro per il Banco di Sardegna, in acciaio e cristalli. Nel settembre del 1968, dopo che il freddo acciaio delle ruspe diede il colpo di grazia allo storico edificio, la sede del comune fu trasferita nei nuovi locali di Piazza Italia, ma non senza che nell'operazione di trasferimento si compiesse l'ultimo colpo a danno del nostro patrimonio storico e artistico. Durante il trasloco dei beni patrimoniali dell'amministrazione comunale, inspiegabilmente scomparve il grande busto originale in gesso del Cristo Redentore, che servì da stampo per la fusione del colossale monumento che svetta ancora oggi sull'orthobene, che lo scultore Vincenzo Iarace nel 1949 aveva donato alla città di Nuoro in segno di affetto e profonda gratitudine per la città che lo rese celebre nel mondo per il suo Redentore.